Presidente Antinuovo Presti, la sua presenza è importante qui per la finale giovanissimi provinciali, una bella manifestazione, una bella partita, si conclude degnamente il campionato giovanissimi. Sì, questa è un'idea di Stefano Valente e di altri delegati provinciali, i quali proponevano che alla fine del torneo si facesse poi tra le squadre di testa, diciamo, una super finale, se così si può dire. Anche l'idea di premiare in campo, siamo contenti, ho visto anche molto fair play tra i ragazzi, questo mi fa immenso piacere perché questo è lo sport e in questo modo li dobbiamo educare. Io quindi mi auguro che si possa proseguire su questo, ma la delegazione agrigentina in questo è molto ferma, decisa, ma oltretutto, come dire, riesce a portare a casa risultati in questo campo che a me soddisfano tantissimo. A livello regionale le cose sono andate un po' male al torneo delle regioni, come mai, se ci sono state delle cose che non sono andate? No, male no, perché come dire, abbiamo quasi confermato quello che è avvenuto gli altri anni, cioè non è che noi anche gli altri anni è stato questo, però quest'anno era messo in conto perché era un anno di transizione, abbiamo rinnovato tutto lo staff regionale e quindi questo è estremamente importante. Da quest'anno poi siamo stati molto in ritardo, siamo partiti verso gennaio, bene, da quest'anno invece vi è una prosecuzione perché intendo riconfermare tutto lo staff che c'era e avremo quindi un'esperienza in più, partiremo un po' prima e quindi mi auguro che come dire, si possa arrivare a qualche risultato. Il calcio a 5 è andato bene, nel senso che siamo arrivati alle semifinali, quindi quello è già un'affermazione ulteriore, ma anche quella è partita molto in ritardo, quindi ecco, quest'anno sono stata la fase elettorale che ci ha un po' distratti, diciamo, sotto questo aspetto. Speriamo l'anno prossimo invece e con questi innesti nuovi, queste novità, questo cambio, ecco, di poter arrivare a qualche risultato importante. Però io sostengo sempre che come dire, i risultati sono una cosa secondaria, a me quello che interessa è il comportamento, l'atteggiamento, la partecipazione e questo c'è stato. Siamo con Marco Fragapane, allenatore delle Invicta Magioni, vincitrice del torneo Giovanissimi, una bella soddisfazione anche perché giocavate sul campo dell'avversario del Village di Traina a Canicattì. Sì, la soddisfazione è doppia, appunto non solo per questo motivo, diciamo, partivamo con l'handicap del campo che non era diciamo, a nostro favore, dato l'affluenza di pubblico comunque numerosa, però il merito oggi è proprio di tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, che hanno saputo ripagare i sacrifici fatti durante tutta l'annata. Garlisi, l'unica ragazza agrigentina che gioca in un campionato giovanissimi, la tua Invicta ha vinto il campionato provinciale, credo una grande soddisfazione come ragazza, come capitano di questa squadra. Sì, certo, sono l'unica ragazza che gioca in questo campionato, sono molto fiera di me e dei miei compagni. Niente, è stata una partita molto agguerrita, abbiamo giocato tutti insieme, niente, questo era il nostro obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Eravamo tranquilli, abbiamo giocato molto bene, eravamo uniti e niente, non avevamo paura di nessuno e abbiamo vinto la partita tutti insieme. A chi dedichi questa vittoria? Alla mia famiglia e a tutti i miei compagni, al presidente, al mister e a tutta la società.